Alberto Samonà, scrittore e giornalista, sarà ad Agrigento nei prossimi giorni per presentare il suo ultimo libro, Bonjour Casimiro. Di cosa parla? Sì, Bonjour Casimiro è un libro di narrativa, lo sfondo è la vicenda di Casimiro Piccolo, un barone siciliano che visse a partire dal 1932 con i suoi fratelli in una villa in collina a Capo d'Orlando, lontano dagli sfarzi della nobiltà cittadina, in compagnia di passeggiate notturne durante le quali diceva di incontrare i personaggi del bosco, folletti, fate, gnomi, elfi, che poi egli ritraeva nei suoi acquerelli passati alla storia come gli acquerelli magici di Casimiro Piccolo. Lo sfondo è anche uno sguardo sull'aristocrazia siciliana, un mondo che forse non c'è più, anche se il libro racconta molte altre suggestioni. Casimiro legato anche a Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Era cugino in primo grado, la madre di Casimiro era sorella della madre di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Lampedusa è presente in questo libro a più riprese. Memorabili sono i suoi dialoghi con il cugino Lucio Piccolo, fratello di Casimiro, legati alla letteratura, ai talenti letterari, agli autori del tempo. Ecco, i due mostri di cultura, Lucio Piccolo e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rappresentano due paradigmi, l'uno la poesia, l'altro la letteratura, la narrativa, la prosa. Ecco che viene fuori la figura di Casimiro che invece racconta per immagini, le immagini delle sue fotografie, le immagini dei suoi dipinti. Bonjour Casimiro si presenta ad Agrigento, quando sarà l'appuntamento? Sarà martedì 28 dicembre alle 18 al Collegio dei Filippini. Voglio anche dire che non è un romanzo storico, è ambientato nel presente perché c'è un protagonista che si chiama Giulio ed entra in questo mondo. Nel libro questo ingresso di Giulio nel mondo dei Piccolo prevede che accadano varie cose e sono le cose che leggerete nel libro.